può fare? Signor venga, andare così un padre della famiglia. Ma posso caricare il vuoto tutte queste mobile stasera stesso non vai. No, che buono Vincenzo, che ci conclude a farla così. È chiaro, se non sono saputo prima, già non sono venuto a stare qua. Tu, cane, già non sono passato manco la Luigi, ma che stai? Ah, nega, Carlero, non sto facciando. Faccio la sua di verde, non so dire. Avanti, avanti. Papà, però guarda, se dovessi finire qui su sta parte. Ecco, ragione avete la figlia, perché te credi che va a fare? A finire tu padente? Peggio, fino a quando non trovo un altro appartamento che entra non se ne esce, solo io, ma non va così, esce da questo uscire. No. Buon papà. C'è. Cificio. E meno male, e meno male che cificio mi fa gestire la Così stato da parte di vedere in casa. Camota, è una casa! Ora non esagerando. Andare a casa. Io comunque ho una dignità da salvare. A dignità da salvare? L'avusso avuto perché eravamo io e Capicchi a fare un mestiere che faceva sta signorina Marcella. La giudice Il signore scandali. Casi! C'è più messo. L'hanno picchiato la sua telefonina. Ah? Che bella conoscenza se ci ha visto tutti mia e pane famiglia. Non potevo dire che casa era questa. Classi! Ma io posso parlare sotto capanna. Io avevo visto così disperate che hanno coraggio di dire la verità. E ci pare giusto che uno vi possa dire in questa maniera. Ci pare giusto! Ragione. Ma finalmente si è venuta Marcella e eravamo gente per bene in quel Ecco, gente per bene. La gente per bene non merita certi inganni. Papà però, ora basta. Ora capi che ci stava la donna di facili costumi. Era una grandissima diciamo che è una grandissima venditrice d'amore. Ma devi darle grosso, con me uno classi e uno esce. E che entra già se esce che non si vede. Papà, ora basta, fammi finire di parlare, Dicevo che se questa casa era abitata da una persona di poca morale, a volte si tratta di costrizioni o di libera scelta, ma noi non siamo qui né per condannare e né per giudicare nessuno, ma per farti capire, papà, che non sono sti quattro mura a fare attività da gente, ma è la gente che con il suo comportamento onora o come dici tu disonora la casa. Ora in parole povere, ora che cacci stava signorina Marcella ci avesse da stare tutti gente come ella. Non dico che il discorso è sbagliato, ma la gente parla. Io ho lasciato la parlare alla gente. No, perché il giudizio della gente aveva valore. Sì, ma solo quando siamo nuaci a dare ciglio, giusto? Va bene, la convincisco. Ecco. La caesa però, un tipo di chiedo, non ce la mette chiove. Mi raccomando, la pagherà al mondo. Va bene. Ora dammi 20.000 lire quando me ne vai la parrucchiera, che stiamo facendo una scopetta amara. 20.000 lire, la parrucchiera. Oh, va bene, se dica 5.000 lire, va ben capito. E allora vuole dire che ora mi faccio crescere un mostazzo. Abbiamo da fare questa discussione da una tornata a me ora. Non te l'hai sempre in casa. Non sai che è un bollettino da palazzo. Donna Cappella, mi posso sentire? Pa chiamare a Bossia? Sì. E invece sì. E allora vai a venire qui con me pensa. Sì. No, Luisa, è da scuola. Certo cosa, lo capire subito. Mica capace e non vuole avere insieme da donna Cammela. E non aveva magari ragione. Punta tutti i via da palazzo. E come fa con l'auge? Fa magari con nuace. Io non avevo capito. Appunto, se ne Ai, signor Campagna. Aveva ragione,
questa casa. Io guardavo quando facciamo nero, dopo vedo una cammella. Ma io non capisco sta marito, non è tanto bello sapere che c'è stava. Ma io guarda c'è più metto, tanto che ti capasso non stava da vedere più. Bravo, ossia fare buona guardia, la bloccare prima piano. Sono un cristiano che c'è più politica in campagna, e la cittadina è una politica da ma avevo una figlia femmina e proprio ci ho ragione a marito. Ragione, ma ormai non c'è da sentire, assolutamente meglio. Sì? Cosa ti torni da Semmino? Papà, perché ci sono cose che non faccio? Senti. E di meno scattare un appartamento presidenziale sulla salute. Oh, e chi è bellezza? Mammi lo dice niente fuori, perché di legno uniche, tende, damasco e gli abitati di Sveroschi. Poi dici, angoli, ci sono due cubichi che mettono l'acqua da sopra. Ma ne capirai? Oh, signore, una cosa splendida, solo io la si può permettere. Ma giù, caso nasce un'altra volta, fate la cappella! Tutto quasi, fai la cappella! Perché se non trovo cosa per oggi. Ne vai per poco mangiare la porteneria. Sì, infatti. Tu ne ci vuole che non figlio nuovo. Ragione, vedi con la cappella. Buone posse. Io finalmente. Sì, mio. La povera femmina non va pena. E sola. E si funziona una sua famiglia. Meschina, che pena che lo fa. Ma su poi una calamitosa di famiglia. Ma come così sembra spiritoso? La meschina è la femmina sola. E vedete la nostra famiglia così unita. Si affezionava. E ora ne vede come parente so. E poi, sinceramente, io non ci vedo niente di male all'ospedale a casa. Perché chiaro? Che cuore l'opera dai. Io non voglio vedere qua. E invece tu non fai altro da fare quella attuale. Sempre qua, ma parola non vale mai niente. No, non vinci mai. Non è vero. L'avuto vinta magari tu tante volte. Sì, una volta sola. Ti stavi cosendo una veste e c'è altra che ne spiegano e non potresti parlare. Ora non hai due cara suocera. Vai a fuori che non c'ave la pensione.
Io ando cascai malata, ma così niente sa che ci fare. Io sto puntuale come sempre, mi tocca una bella palembacata. Appena mi faccio visto, sa che funzione ci figlio creatore? Un giocco le spalle, io i tau fuori di cedicini di tutti i colori. Ah, ma pare che sono cristiano, pare che credito nel vidro, baccalà, fuori! Hai sventurato un cacciato. E io non c'è Natale, ho passo tranquilla. Ma vedi, appena vedo che baccalà, mi pianto. Ma di quelli avete avuti, vero? Sì, me lo auguro. Un schifo. Ma che mala sosta. Ma però, il problema è nato, una cammera è nato. ma qual è la Si tratta di bambini. mio papà? Per rimettere i bastoni a mezzo E ora ci mandiamo magari a papà che non fa nesci. Come io a fare? Donna Cammella, sono voi che mi aiutare, sono voi. Per favore. Non c'è un po' per geniale, stanno già poter canciare. Ma per capace ci mettiamo un cucchiaio a chilo. Che facciamo andare. Aspetta. Ecco. Ci dicevo che io avevo nipoti che avevo bisogno di un poco di dopo scuola. E io pensai a lei, che ne pensi? Ma sei un angelo, Senza anni. Ah, ma per me vai, Anzi, sei casa vedendo, ma papà. Serenella! Serenella! Oh Serenella! Ah, che c'è? Ah sì. Allora, cosa si mangia oggi? Che problema, posso mangiare? Io basta, non ne facessi, da finché non ci vuole. Io mangio, però tu ce l'hai solo per te, proprio che stavo impazzendo. Sai che ti dico? A me mi facessi cuore di fare un piatto di fave figurati. Fame! Ma che te mangi, fame? Forse le cucine ci vogliono. No, vedi che ti stai parlando un tutto. Una giornata che non ci faccio più manco dei guardi. E bene a dire che lo fai su un piatto di fave, e poi chiamo un muratore e ci facciamo lavare tutti i conto dell'appartamento. Va bene? Ma vabbè, Cristiano, non può avere un desiderio, una sua tu ci fai di cascare dopo. Ah, che vado a dire. Ciao papà, ciao mamma. Ciao. Si chiama qualcuno? Sì, no, ma non Si chiama qualcuno, io non ci sono venuto. per nonno. Ah, va bene, come vuoi tu. Non ho problema da mangiare. Serenella, vedo che la sa cattare la bomboletta di fritto, va bene? Ah? Ora tutto così in confezione spray stanno facendo, no? Da un fritto. Scusate questa maniera, che la bombola invece tutte cose con spray. Ma non scusare, va bene? No, lo scuoto. Solo una cosa non ho fatto in confezione spray. E che cosa? I soldi. Cavolo, una bomboletta di da mano. Cominciava a spostare soldi a destra e a sinistra. Avanti, avanti, non si manca. Fuori. Ritusi. Nascondiamo il telefono. Rispondi, penso che sei occupato. Pronto, casa campagna? No, Roberto non è in casa. Lei chi è? Ah, va bene, va bene, va bene. Arrivederci, arrivederci. Mamma, quello che è? Ma ieri era gente Giovanna, però io ci disse che tu non c'eri, non mi ci vieni. No, mica non Giovanna non mi dice niente. Ma perché tu che mi dici? Io ti disse che la gente per nulla, no per Giovanna. Ragione, avvocato, tu lo disse, io non ci sono per nulla, no, per Giovanna. Vincenzo ci crede, ma ogni volta che sta a casa sul telefono, mi vedo freddo sulla pezzone delle spondili. Ma tu non sai rispondere. Tu, pronto? Ora Roberto, aspetta un po', ci scrivo, succede o non c'è? Non può dire. Ma che sia? La prossima volta sul sapere. Permesso, Già sì, non da cambiare, già sì. Sì. Scusate se questo
questa figlia Luisa è libera. Se ci faceva io da poco dopo scuola, su mi dice sì, mi fa un paura nelle lacrime. Luisa! Oh Luisa! Chi c'è, papà? Senti, che sta a dire donna Carmela? Mi dicissi, donna Carmela. Signorina Luisa, ti stavo dicendo casa papà presente, se come hai un piccerino, perché sono un poco dopo scuola, se lei fosse libera, mi facessi guardate contenta di questo pugno. Ma per mia non ci sono problemi. Sempre se vuole un papà. Certo, se vuole un papà. No, io finirei di essere d'accordo. Che domandare? Donna Carmela, non può passare. Un problema è nato. Come un piccerino di nemico. Stamattina sono può mangiare a casa Spagna. C'era la signorina che aveva fatto dopo scuola libera. Va bene, va. Però non è che ha mandato tutta la giornata, No, non leggenda. Dura al massimo. Facessi conto che sono tutte cose sistemate. Va bene così, Tante grazie, l'ha detto sempre. Sì, tante che famiglia lo farà. Grazie papà, grazie. Poi, come sto telefono? Ciao Giovanna, ci sentiamo, ciao. Ma dov'è che si spizza tutto il suo tempo per una causa sola, Io immagino che andavo così, qua, ci sono a telefonare, Finiste? Chi se ne dà una causa? Ma no. No. E anche lo so dell'amico mio. Caso come in manca, mi disse se ci facciamo compagnia. Già, ciao. Che c'è già? Queste sono public relation. Queste sono cose delle pazze. Sai tu. I prospetti dei lisci. Ma che ha? Così pazzi, che c'ha? Non dovete la mente. No, dico che da sta casa siamo tutti scemi, siamo tutti pazzi. Senti, io praticamente, ma torno presto, va bene? Domenica c'è la festa a scuola, la festa di primavera. Oh, ce l'ho papà. Oh, ma figlia, ma giusto ora quando faccio il pedaggio ho fatto da casa. Io ci vado. Ma figlio, ma mi stai prendendo? No, io ci vado. A costo che non mi devi dire da figa, sono chi ci mangasse, signore. State creando un problema nuovo. Non sapete che suo papà è sempre picchiare, se leva la verità. E allora tu che decidi fare? Non dire, faccio carizie, faccio gli sci e vedi se sei a tutto. Ragione aveva fare. Io cosa capace se ci fosse mangiato. E ora fino a tandicchia donna. Tu sai che fai? Vai da vanna e pigli i bambini, apri un giornale, ci mettiamo fra la dottorano e lo facciamo sentare comodo. Vedete cosa sapete che vado a fare? Giusto. Ma sei un genio, sei un genio. Ma vale genio. Poi passo cosa, la sempre voluto. Ma com'è? Questo ascensore è sempre fermo piano di sopra. Oh, sull'ascensore che avevamo in questi anni sono fare sempre i scavi, appena. Gioia mio, bello, zucchero, ma sei tutto sudato, tutto affanato, ma sì, perché stai la signora fisichiera calassa ogni volta aperta da volta dell'ascensore che non può chiamare più adesso. Tutto affanato, aspetta, Luisa, vieni qua, porta la toaglia, la polizia, papà, che io ti sono sudato. Che c'è? Come? Giornale, tutte queste premure. La potrebbe si occupare per non capire che qua c'è un inganno. Ecco, ora una
gentile, accorta, questo marito, in noi è fedente. Ora che c'è qua? C'è un giornale che risolve un po' più tempo e me legge cosa che per studiare me? Tutte queste lavateci mano, avanti, come stai puntando? Papà, però non essere così diffidente, mettiti comodo, papà. Papà? Oh, Sei comodo? va. Sì. No, sì. No, sì. Decidi. Ciao, dopo. Sai mamma, dopo mica a scuola c'è la festa di primavera, si balla e si mangia. Ah sì, e tu che fai? Non ce vai? Vincenzo! Oh, Vincenzo, sentiste che disse Luisa? no. A domenica a scuola c'è la festa. Io di questa capisco su vita di Sant'Anita. Papà, ma è una festa bellissima. Si balla, si mangia, si fanno giochi e si brinda alla primavera. E si può brindare alla prima vera, alla seconda vera, alla terza vera, ma tu non esci. Dai, Vincenzo, che c'è di male? Che cosa ballano? Queste palle moderne, onde ognuno parla a 6 metri di distanza. Quindi non vedo il motivo per cui tu c'hai lì. Ecco, vedi, ballo, non dà, e tu a ballare. Ma dai, Vincenzo, che ti costa? Così, ma che bravi. Ma com'è che non faccio dire mai se no? Grazie, mamma, grazie, ti voglio bene. Ci ha visto a fare una statua d'oro per sciupare. Non c'è bisogno, basta che avevo portato buono però, Sì. Mamma, cosa mi mette? Hai bisogno di qualcosa di originale? Ma ne hai tante vestiti. Ah, ma è tutta roba fuori moda, mamma. E certo, dopo un mese poi tutta fuori moda, tutta roba fuori moda. Mamma, io ho visto un vestito bellissimo. Era il disco rosso. Era bello, mamma. Dai. Vincenzo? Vincenzo! Padre uccide moglie e figli. Chi c'è? Vincenzo, tua figlia viste il vestito ho disco rosso. Disco rosso, mandalo io. No, non chiede quando sembra così. Svendono e poi tutti lo cantassero, donna radono. E dai, Vincenzo! Papà, ma sei come muove? Che ti sembra, tia? Ma che si muove? Sì, ma che madonna carmela, vedi su ti sembra come passa una carrella? Ho fatto un cristiano e ti mando lo portafoglio. E che si tutto pare? Ah, non c'è niente per nulla. E per la disco c'è teatro. Ma come? Scusate! Io che faccio? Mi sembra un momento sbagliato. E perché ce l'hai solo tutti i tuoi vestiti? Me l'ha caputo. No, però potevi aspettare anche un altro momento, caro mio. Ma guarda, ma come sono vecchio con un portafoglio in mano, non mi dona i miei soldi. Io l'hai fatto scappare e dire che era convinto. È buono, dai, a mamma, che poi preparare quando si gamba, dai. E quando si gamba. Adesso con me elastiche da cresciuti. Oh, e basta! Ma che è successo? Ma cosa mi vedi? E India no! E che poi c'è solo India che India! E sempre India è la festa, io ho vestito, io ho telefono, ah, io mi stai hai, sai che faccio? Io non li chiedo adesso al giustizio, me ne vai! Io non ne vado. Me ne vai alla stanza!
Madonna mia, e più poi andare avanti all'azienda con lo signor Palumbo. Casta casa. Ma per prima cosa, faccio stare molto attenta. Tu non parli più, ma tu te ne vai a Sant'Africa. A posto. Buono. Marito uccide la maniera Vincenzo? Oh. Ma come questa è una nostra faccia? Vincenzo? Oh. Ma com'è che non sei più gentile come una volta? Chi è dopo? Chi è che c'è? Togliamo i vecchi foto da parte. Sì. Interviste. Ma vedi? Quando eravamo uniti. Sì. Carussi. Sì. Innamorati. Sì. Una volta. Cioè, che sei una volta nel senso che... Ma perché ora non mi c'era più? Eppure io ancora Sì. ho tanto da darti. Sì, ma... Vincenzo, Oh! la mia carne grida! Il mio sangue brucia. Vincenzo, il mio corpo brucia. Quando è così, sappi che questa notte dormirai qui, da solo, e non osare cercarmi. Questo corpo non lo avrai più. Ma darà un regalo giù a se c'hai va. Questa casa che è infettata. Pronto? Pronto? Che chiedo? Sto mandando il teso, Pronto? Ma che pronto? Giusto. C'è proprio la mia morta quella. Io vi c'è stato molto, che mi ha parlato. Pronto? Ah, signor Credi, no, va bene, ok. Sì. Ah, va bene, riferirà, va bene, arrivederla. Serenella! Sì! Ora va, Il Signore ha chiamato? telefonavo a casa e dice che un vestito che quando lo vuoi artigliare, Va bene. E senza un'altra cosa, chiamami a Donna Carmela e a Luisa. Va bene. Sì, Signore. Quanta serenella sta cosa sei da. Donna Carmela! Donna Carmela! Acchianate! Che il signor Campagna vuole parlare con Bossia. Chiuda il battitore e la chiamo. Ma basta che c'è la mia che c'è.